Non devi ridere, c'è poco da ridere, non si può, cioè ci stiamo scontrando. Signori, date il benvenuto a Gabriella Barcariol e il suo ultimo appuntamento qui a Cittadella, dopo aver espresso, diciamo, questo grande apprezzamento, questo amore sviscerato nei confronti di Tommaso Paradiso. Mamma mia. Cioè, invece volevo segnalare buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno a Gabriella. Volevo dare il buongiorno anche a Luca, che invece ci ha scritto: il bello di Paradiso è che non è un solista, è un monotono. Cioè, dai, diciamo ora, vabbè, andiamo avanti. Parliamo invece adesso di qualcosa di serio, lo facciamo con Gabriella Barcariol in questa rubrica A casa tutto a posto. Parliamo, insomma, più o meno, oggi poco a posto. Parliamo di una vicenda che ha tenuto banco nei giorni scorsi, come detto, a proposito della soluzione di 8 autisti che erano accusati di aver abusato di una ragazza a bordo dei mezzi di Kima Mobilità, i mezzi dell'AMAT. La sentenza abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato le motivazioni del giudice, che hanno spiegato che non è emersa la prova della costrizione, quindi diciamo della coartazione della volontà, come si dice, cioè non sono andati contro la volontà della ragazza, quantomeno non è apparso così. Successi, ma non... Esatto, ne parliamo questa mattina, oltre che con Gabriella Barcariol, anche con l'avvocata Alessandra Semeraro, che era, insomma, non ce l'abbiamo ancora. Che succede? Non ce l'avremo? Telefonica? Non, niente. Ok, credo che ci sia un problema, però vi rimando il contatto così che possiate, diciamo, riprovvedere. Allora, nel mentre la regia provvede a ripristinare, diciamo, il collegamento con Alessandra Semeraro, con l'avvocata Semeraro, quello che è emerso, il fatto era... Quello che è emerso è un po' particolare, nel senso che io che ho letto molti... molto perplessi. Sicuramente parliamo di diritto, e quindi ci deve essere l'elemento della coercizione, no? E quindi sostanzialmente non è stato ravvisato in quelle che sono state l'istruttoria, ovviamente, del giudizio. Quello che a me lascia, però, io parlo ovviamente come persona, come chi all'epoca, la ragazza era una minorenne, quindi con chi si occupa di minori, è il fatto che non si sia fatta luce, almeno io non ho avuto tanta certezza rispetto alla capacità di questa ragazza. Ovviamente è una sensazione mia, certo, forse di chi opera con i ragazzi e quindi comprende che ci sono diverse difficoltà, no? Che possono essere disagi, così come possono essere effettivamente malattie. Ho visto che ci sono tante relazioni, vengono richiamate nella sentenza, da professionisti che durante gli ascolti hanno ascoltato la ragazza, e alcune di queste, come ad esempio quella della dottoressa Chiloiro, è molto mi crea ancora più dubbi rispetto alla capacità che questa ragazza potesse avere di dire un sì o no. Diciamo che leggendo quella frase, proprio quello spezzetto, poi ovviamente sono richiamati soltanto dei pezzi delle relazioni, quindi sicuramente ci sarà qualcosa di più ampio, però ti lascia comunque il dubbio che forse questa ragazza effettivamente non avesse la capacità di comprendere ciò che le stesse accadendo. E allora, diciamo, questo è quello che in qualche modo è anche un po' emerso dalla sentenza, ma di fatto c'è una soluzione, cioè i giudici dicono non c'è stato, la stessa ragazza in qualche modo non ha ammesso di essere stata costretta a vivere quegli atti, anzi, non so se abbiamo ripristinato il collegamento, no, lo stiamo sistemando. Allora, nel frattempo però, quello che in molti hanno chiesto: com'è possibile che ci sia un atto sessuale su un pullman quella diciamo è una cosa che non tratteremo oggi, nel senso che quella è una parte che riguarda la scelta dell'azienda. Oggi ci occuperemo della vicenda penale, cercheremo di capire perché tecnicamente quella ragazza non ha non è apparsa credibile rispetto alla prima denuncia che aveva fatto. Sì, dobbiamo dire che non si era neanche costituita parte civile, che poi, se non mi sbaglio, la denuncia veniva fatta perché era stata portata a farla. Lei ha raccontato di essere stata spinta dal suo ex fidanzato, lei non voleva c'era denunciare. Stato un litigio, tra l'altro, con uno dell'ex fidanzato con uno degli autisti dell'AMAT, che si riporta la sentenza. Diciamo, lungi dall'idea di processare la ragazza, stiamo solo mettendo in fila, diciamo, i fatti come sono avvenuti, nel senso che a un certo punto c'è stata questa denuncia, è partita l'indagine, ci sono state le misure cautelari, gli 8 autisti furono sospesi, poi quando c'è stata l'udienza preliminare la ragazza ha deciso di fare una
sorta di passo indietro, per cui aveva ritrattato in qualche modo la sua partecipazione. In realtà il giudice ha comunque rinviato a giudizio tutti quanti, è partito il processo. Nel processo che cos'è avvenuto? Che sostanzialmente la ragazza ha, nella sua testimonianza, io mi ricordo che ho assistito, ha detto tantissimi non ricordo, questa cosa la ricordo benissimo io, e soprattutto che quando le veniva fatto le cosiddette contestazioni, sostanzialmente era quasi costretta ad ammettere che lei avesse detto questo. Ma il punto è che dava ragione sia al PM che in alcuni casi alla difesa. Quindi non è mai emerso in maniera univoca, e questo mi sembra anche un racconto certo. E allora facciamo così, intanto sono le 8:45, abbiamo sistemato il collegamento con l'avvocata Semeraro, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi, buongiorno Francesco, buongiorno Gabriella. Ciao Alessandra. Ciao. Allora Alessandra, in realtà ci siamo collegati, diciamo, sul finire di questa cosa. Abbiamo provato un attimo a ricomporre tutti i pezzi di questa storia. Noi però adesso ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità e poi con l'avvocato Semeraro vi raccontiamo perché i giudici hanno deciso di assolvere tecnicamente questi 8 autisti, perché in qualche modo il collegio di difesa ha avuto, tra virgolette, la meglio rispetto a quanto sostenuto dall'accusa. Quindi tra pochissimo con l'avvocata Barcariola e con l'avvocata Semeraro vi raccontiamo nel dettaglio questa storia. Restate con noi. 55 il nostro rewind, seconda parte di A casa tutta a post con l'avvocata Gabriela Barcariola e Alessandra Semeraro. Stiamo parlando della sentenza che ha assolto gli 8 autisti Amat da reato di violenza sessuale, una sentenza che ha fatto molto discutere nelle motivazioni, perché ha confermato che quegli atti sessuali ci sono stati ma non sono da considerare un reato. Il perché ne parlavamo poco fa con Gabriela Barcariola, lo chiediamo anche all'avvocato Semeraro, che era uno dei difensori degli 8 autisti. Allora, avvocato, ci racconti un attimo tecnicamente perché i giudici hanno deciso che quegli atti non sono un reato, non sono violenza sessuale. Buongiorno innanzitutto a chi ci ascolta. Come tutti noi sappiamo, è opportuno fare una breve premessa. Tutti questi reati, chiaramente, come è logico intuire, avvengono soltanto alla presenza delle parti, cioè della vittima e del carnefice, come si suol dire. Chiaramente tutti i reati in questo momento, per poter stabilire se una persona è colpevole o meno, cerco di essere il più semplice possibile. Sì, certo. La giurisprudenza, i giudici ci dicono, che comunque ci insegnano, che un giudizio di penale responsabilità può fondarsi e anche esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, della vittima del reato. Però ci dicono anche che queste dichiarazioni devono essere lineari e logiche, e da qui inizia il nostro processo penale che ci occupa in questa di cui stiamo parlando oggi, certo. Di cui stiamo parlando oggi. La persona offesa si reca ai carabinieri di Via Virgilio, credo, del comando principale, e riferisce di essere stata violentata e abusata da 8 autisti dell'autobus. Chiaramente partono subito le indagini, e il pubblico ministero, la Procura della Repubblica, una volta recepita la notizia di reato, immediatamente, con l'ausilio di una psicologa, sente ascolta, diciamo, interroga, ascolta la vittima del reato. E da qui che, sentita più volte, sempre con l'ausilio tecnico della psicologa, riferirà fatti che non sono coerenti e logici. Cioè, dalla prima alla quarta versione, perché verrà sentito al netto dell'escussione a dibattimento, cioè davanti a tutti quanti noi, alle parti, verrà sentita 4 volte. Ogni dichiarazione toglierà e metterà qualcosa, eliminerà un consenso e poi lo aggiungerà sempre qualcosa, ma poi la leverà. Chiaramente i giudici, nella sentenza
che mi ricordi anche un dettaglio, avvocato? Sì. Ricordo che alla fine dell'udienza preliminare aveva deciso anche di ritirare, non so se la denuncia, non mi ricordo bene esattamente tecnicamente cosa era accaduto, però era una vicenda anche, diciamo, un colpo di scena significativo dal punto di vista processuale. A seguito dell'udienza preliminare, proprio le dico, in questo mi prendo anche un merito, all'esito proprio della mia discussione, il giudice dell'udienza preliminare decide di risentire, quando prima di ritirarsi in camera di consiglio, decide di risentire la ragazza. Della decisione di risentire la ragazza. Ed è proprio in quell'occasione che la ragazza non solo fa emergere l'assoluzione, e di qui ora spiegheremo anche la sentenza, perché l'assoluzione, non c'era alcuna costrizione e addirittura riferisce di voler ritirare la denuncia perché non voleva proseguire, in quanto ella riferisce di non essere stata vittima di niente, ma che comunque la facevano sentire bene. Era questo che riferisce purtroppo. Quindi diciamo, siccome poi abbiamo solo un minuto per chiudere, avvocato, allora vediamo se ho capito bene. Gabriella, abbiamo da un lato una denuncia che a quanto pare, da quello che racconta la ragazza, era anche, diciamo, spinta dall'ex fidanzato, giusto? Sì, spinta. Okay. Allora, nell'immediato viene accompagnata dal fidanzato. Il fidanzato riferirà ai giudici del dibattimento che lei gli aveva addirittura confidato e gli diceva che cosa doveva dire il fidanzato. E chiaramente emerge anche che purtroppo era stata un po' indotta dal fidanzato ad andare a denunciare. E allora, diciamo, in tutto questo quadro di incertezza i giudici hanno ritenuto di dover assolvere, ma di dover assolvere per una cosa molto più grave, di dover assolvere perché è stato provato che non vi era la costrizione. Chiaramente nell'ambito del reato di violenza sessuale, l'elemento costitutivo del reato, cioè ciò che fa la differenza con un qualsiasi altro rapporto, è proprio la costrizione. Certo, il consenso di cui si parla tanto giustamente ultimamente. Ok. Avvocato, noi dobbiamo chiudere perché siamo davvero ormai agli sgoccioli, anzi abbiamo sforato abbondantemente, ma insomma il tema meritava. Quindi grazie all'avvocato Alessandra Semeraro per essere stata con noi e averci raccontato i dettagli di questa vicenda. Buon lavoro, avvocato. Arrivederci e grazie a voi.